Un rischio ragionato. Con queste brevissime parole Mario Draghi farà ripartire il paese dal 26 aprile prossimo. Una coraggiosa decisione che dovrà prevedere una graduale riapertura di tutte le attività, dai ristoratori agli stabilimenti, alle palestre, ai teatri, concerti, per un lunghissimo percorso fino a luglio che include anche le fiere nazionali ed internazionali. Una decisione molto attesa da parte del settore produttivo ed economico del paese, che dovrà prevedere la riapertura di stadi, piscine ed eventi di ogni genere. Il capo del governo Draghi annuncia la scelta anche alla luce di una incoraggiante campagna di vaccinazione che va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa. Le riaperture, dichiara Draghi, sono una risposta al disagio di categorie giovani e portano maggiore serenità nel paese e pongono le basi per la ripartenza. Saranno i ristoratori i primi ad aprire. Dal 26 aprile sarà possibile pranzare o cenare solo nei locali che hanno tavoli all'aperto e dal 1 di giugno si mangia nei ristoranti al chiuso solo a pranzo. Riapriremo all'aperto teatri, cinema e spettacoli. I musei potranno accogliere visitatori al chiuso ed anche agli spettacoli con limiti di capienza stabiliti dai protocolli generali di riferimento. Prevista dal 15 maggio la ripresa delle attività nelle piscine scoperte e stabilimenti balneari. Del decreto previsto la prossima settimana sarà possibile praticare sport di gruppo all'aperto per poi passare alle fiere, terme e parchi tematici. Abbiamo anche deciso un pass per i cittadini che dovrà attestare l'avvenuta vaccinazione, un tampone nelle ultime 48 ore rapido o l'esame guariti dal Covid per la circolazione delle persone tra regioni e regioni, continuando in questa prima fase a far riferimento alla autocertificazione. Chi avrà il pass potrà accedere ad assistere a eventi culturali e sportivi riservati ai soggetti che saranno in permesso del certificato. Bisognerà capire chi dovrà rilasciare il pass, se lo Stato, le regioni oppure le ASPI locali, visto che ad oggi nessuno degli uffici sembra informato ed organizzato per il rilascio del pass, ma è sicuramente un passo importante la decisione di far ripartire il paese. Una decisione, come ribadito, molto attesa da tutti i settori trainanti, che speriamo possa produrre risultati positivi alla schiacciante crisi economica avuta nell'ultimo anno. Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza. Prima di dare la parola al ministro Speranza su queste misure, voglio dire che oggi, con la decisione di oggi, il governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo rischio che il governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, però si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Quindi mascherine, distanziamenti. Occorrerà una sensibilizzazione particolare delle autorità, sia le regioni, gli enti locali e delle forze dell'ordine, perché questi comportamenti vengano osservati. In questo modo questo rischio ragionato si traduce in un'opportunità straordinaria, non solo per l'economia, proprio per la nostra vita sociale. Nello stesso tempo la campagna di vaccinazione continua ad andare bene, con tante sorprese positive, negative, ma anche positive.
Penso che ci siano stati due fattori fondamentali che nelle ultime settimane ci hanno consentito di vedere una piegatura della curva epidemiologica. Il primo fattore è senz'altro legato alle misure che abbiamo adottato nelle ultime settimane. Una parte significativa di paese, come è noto, è stato in area rossa, una parte consistente è rimasta in area arancione. Abbiamo deciso di sospendere in maniera precauzionale per una fase piuttosto lunga l'area gialla. Queste misure possiamo dire che hanno prodotto dei risultati. Abbiamo un RT che in questo momento è a 0,85 a livello nazionale e l'RT Augmented per la prossima settimana ce lo dà sotto lo 0,8. Abbiamo un'incidenza che è scesa a 182 e abbiamo una tendenza della stragrande maggioranza delle regioni verso un miglioramento del quadro epidemiologico. A questo primo fattore se ne somma un secondo, come diceva prima il Presidente del Consiglio, che è l'aumento significativo del numero di dosi somministrate nel nostro Paese. Abbiamo superato ormai largamente le 14 milioni di dosi, abbiamo quasi l'80% delle persone con più di 80 anni che hanno avuto una prima dose